4 maggio 2025 è la seconda edizione di Calici in Villa. Si terrà a Ficarolo, in provincia di Rovigo, sulla riva sinistra del Po. Un'organizzazione incredibile, insomma, realizzata grazie al lavoro dell'amministrazione comunale, di Proloco e dei tanti produttori che saranno presenti in questa occasione nel parco di Villa Giglioli. Noi siamo frementi per questa iniziativa che unirà la tradizione vitivinicola della nostra regione e non solo, insieme alla gastronomia e i prodotti della nostra regione. Comune di Ficarolo, una piccola località, un comune di Rodigino di 2300 abitanti, il 4 di maggio organizza un appuntamento fantastico, un appuntamento legato al vino, Calici in Villa, nella nostra splendida villa del comune di Ficarolo, un appuntamento che ambisce a diventare il nostro Vinitaly ficarolese, seconda edizione. Grandi cantine invitate, grandi produttori invitati nel nostro paese, il doppio rispetto alla prima edizione. C'è una grande tensione su questa data, una grande volontà di organizzare e partecipare a questo appuntamento. L'anno scorso è stato, come ho detto prima, un grandissimo successo con grandissime presenze. Quest'anno sicuramente le presenze saranno il doppio rispetto a quelle dell'anno scorso. Insieme con Proloco organizziamo quest'anno la seconda edizione di Calici in Villa. Dalle ore 15 alle ore 22, 22:30 di domenica 4 maggio vi aspettiamo a Ficarolo. Per offrirvi che cosa? Una cinquantina, anche 60-65 etichette di vino che presenteranno i produttori veneti, ma non solo, emiliani, lombardi, poi avremo una cantina anche che viene dalla Puglia, una dalla Sardegna, abbiamo un caseificio della nostra zona e abbiamo anche una selezione di vini francesi. Funziona con un piccolo contributo all'ingresso dove viene consegnato un calice, con quel calice attraverso la degustazione ci si potrà avvicinare ai banchetti di degustazione e in maniera del tutto libera e illimitata le persone potranno anche assaggiare tutti quanti i vini presenti in esposizione senza ulteriori contributi in termini, in termini monetari. Ci sarà anche uno stand della Proloco che mette insieme la cultura del vino con le specialità enogastronomiche del nostro paese. Il nostro paese è Ficarolo ed è al confine tra 3 regioni, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Poi ci saranno visite guidate alla Villa Giglioli, che è una splendida struttura di fine Cinquecento che vi consiglio assolutamente di vedere e insieme degusterete del buonissimo vino in un bellissimo parco.